Durante il periodo natalizio, i centri storici delle città venete si illuminano di una luce diversa. I colori rendono l'atmosfera irresistibile. Le piazze storiche, con il loro fascino e la loro importanza culturale, si arricchiscono di eventi e mercatini, accogliendo così i residenti e turisti alla ricerca del calore e del gusto delle nostre tradizioni. A Verona, il Natale trasforma le piazze in luoghi di incontro e celebrazione. Piazza delle Erbe, con la sua architettura che spazia dai periodi romano e medievale al barocco, è una delle piazze più affascinanti. Anche la Basilica di Sant'Anastasia, esempio straordinario di gotico italiano, offre un contributo al fascino natalizio della città con la sua imponenza e la storia che la lega alla famiglia della Scala. Piazza Bra, la più grande piazza di Verona, è un magnifico spazio urbano che fa da ingresso all'Arena, l'anfiteatro romano simbolo della città. Il suo nome deriva dal termine longobardo braida, che significa largo. La piazza assunse la sua forma attuale nel 1500 con la costruzione del Palazzo degli Onori e successivamente fu abbellita dai veneziani con il Liston, un marciapiede lastricato che divenne il luogo di passeggio preferito dai veronesi. Padova offre una cornice altrettanto affascinante. Piazza dei Signori, sede di celebrazioni civiche, ospita la Torre dell'Orologio. Fu un tempo al centro di tornei e battaglie, evolvendosi in un importante spazio di rappresentanza. Piazza Garibaldi, un tempo luogo di passaggio e noleggio vetture, ha acquisito il suo nome in onore di Garibaldi dopo la sua visita nel 1867. Prato della Valle, un simbolo della città, che conserva la memoria del suo passato romano come sede di teatri e mercati, è caratterizzato dall'isola Memmia e dal canale che la circonda. E infine, Piazza delle Erbe, epicentro del commercio medievale, fu teatro di un boom edilizio che segnò la crescita della città, con il Palazzo della Ragione come punto di riferimento.
A Venezia, la Basilica di San Marco domina l'unica piazza della città con la sua imponente facciata marmorea e i mosaici che raccontano secoli di arte e cultura. La sua architettura, tesoro inestimabile di influenze bizantine e arabe, assieme al lì vicino Palazzo Ducale, riporta la mente a un passato esotico e glorioso. Il campanile svetta sulle eleganti procuratie, che ospitano alcuni tra i più importanti siti storici come il Caffè Florian, famigerato punto di ritrovo della noblesse veneziana di artisti e intellettuali. Il molo e le colonne del Leone di San Marco e di San Teodoro offrono una vista unica sulla laguna veneta, facendo di questo luogo un simbolo di Venezia nel mondo. Piazza Ferretto, cuore pulsante di Mestre, intitolata al partigiano Erminio Ferretto, ucciso nel 1945 durante la Resistenza. Anticamente nota come Piazza Maggiore, poi Piazza Umberto I, ha subito vari cambiamenti nel corso dei secoli. La torre civica, costruita nel XIII secolo da Collalto, testimonia l'antico sistema difensivo ed è oggi un polo culturale con mostre e visite guidate. Tra gli anni 50 e gli anni 80 la piazza era dominata dal traffico, ma l'intervento dell'architetto Zordan nel 1997 l'ha resa pedonale e più adatta a eventi culturali, con spazi dedicati a spettacoli e manifestazioni.
Piazza dei Signori rappresenta il cuore storico e culturale di Vicenza. In epoca romana era il foro cittadino, mentre nel Medioevo e nel Rinascimento si consolidò come centro commerciale e amministrativo. Il nome attuale risale al 1404, in seguito alla dedizione della città alla Repubblica Serenissima. La piazza è dominata dalla Basilica Palladiana, capolavoro di Andrea Palladio, che combinò elementi gotici preesistenti con la sua celebre loggia asserliana, creando un esempio unico di restauro artistico. Lì accanto si erge la Torre Bissara, alta 82 metri, con il suo orologio risalente al XIV secolo. Sull'altro lato sorgono il Palazzo del Monte di Pietà, che ingloba la chiesa di San Vincenzo, e la Loggia del Capitaniato, anch'essa opera del Palladio, oggi sede del Consiglio Comunale. Come a Venezia, 2 colonne delimitano la piazza, una con il Leone di San Marco e l'altra con il Cristo Redentore nell'atto di benedire chiunque rivolga lo sguardo verso di Lui, cosa che forse, con l'arrivo del Natale, si aspetta di fare con impazienza.